Buongiorno, sono Fabio Carboni di Sardosono. Oggi siamo presso la pasticceria della signora Luisa Monne, che fa dei dolci splendidi e che potete trovare sulle nostre vetrine. Ma prima ancora di passare alle vetrine, come sarebbe opportuno, volevo chiedere alla signora Luisa Monne e a suo figlio Abramo Lucche un po' della storia della pasticceria, da quanti anni esiste, che tipo di dolci fa e qual è il futuro di questa pasticceria. Allora, la nostra pasticceria nasce nel 1973, nel mese di giugno, e ci siamo specializzati soprattutto nelle antiche ricette del territorio. Siamo a Nuoro e naturalmente ci è voluto molto tempo per inserire alcune cose che comunque ancora non erano accettate nella vendita del negozio, perché normalmente le nostre ricette sono tutti prodotti che vengono confezionati in casa. Naturalmente piano piano, con molta pazienza, abbiamo inserito ricette sempre nuove ma sempre vecchie, quelle vecchie naturalmente che attraverso una ricerca sul campo ho cercato di applicarle in un certo modo naturalmente per farle accettare dalla gente, che sarebbe sempre il modo migliore, quello genuino, quello di sempre, quello a cui era stata abituata la gente credo da secoli. Le nostre ricette riguardano soprattutto il territorio nuorese, naturalmente abbiamo le casadine, che è un dolce particolarissimo, nato qui questo particolare, dolci di formaggio fresco, con ingredienti sempre del territorio, viene messo lo zafferano, le arance, il formaggio fresco dolce naturalmente, e zucchero. Abbiamo alcune ricette che vengono confezionate direttamente con lo zucchero, altre senza zucchero, e lo zucchero viene aggiunto dopo. Durante la cottura viene spostato, a fine cottura quasi, vengono portate le teglie fuori e aggiunto lo zucchero sopra. Poi produciamo saranzada, che è un dolce prettamente di Nuoro, e tutti i cuori nuoresi, quelli che riguardano la tradizione antica, che erano praticamente le bomboniere della sposa, e i cuoricini piccoli. Poi abbiamo anche molte varietà, supistiddu, scocconeddo, supanisola veniva chiamato. Abbiamo parlato delle tradizioni e della manualità e della revisione di alcune ricette di dolci tradizionali che utilizzano delle particolari materie prime di cui adesso la signora Monne ci parlerà. Sono materie prime tutte prodotte in Sardegna, cerchiamo naturalmente l'eccellenza perché ci piace fornire ai nostri clienti le cose migliori che vengono prodotte qui da noi. Il formaggio fresco, la ricotta è tutta prodotta nei dintorni, e le arance sono coltivate al massimo 20 km da Nuoro, lo zafferano è anche prodotto in Sardegna. Tutto quello che possiamo avere naturalmente del territorio viene usato da noi, assolutamente, quello è sempre prodotti di eccellenza. Molto bene. Il futuro di questa pasticceria, di questa attività ben conosciuta dai nuoresi in particolare, dalla gente che viene da intorno al Nuoro e anche da molti turisti, perché no? Ce lo può raccontare, ce lo può prefigurare in qualche modo. Abbiamo Abramo qui, è un'altra generazione. Io credo, sono fermamente convinta che il futuro dipenda sempre dal passato. Naturalmente il passato bisogna sempre prenderlo in mano e trattarlo con molta delicatezza, con molto rispetto, e secondo me la fonte del futuro sarà sempre il passato. Bene, cerchiamo di migliorare le nostre tradizioni, perfezionarle, renderle sempre al meglio, il meglio possibile, con anche uno sguardo anche per la produzione nazionale, diciamo. Quindi immagino che tu abbia già in mente un'idea di arricchimento dei prodotti e della gamma dei prodotti in chiave, come dire, un po' più moderna. Sì, in effetti abbiamo già ampliato la nostra gamma, ogni anno aggiungiamo sempre una o due referenze per avere una scelta maggiore. Ecco. Bene, che
chiudiamo qui l'intervista. Fabio Carboni per Sardosono, la signora Monne, Luisa e Luca Abramo, vi salutiamo e visitate le nostre vetrine. Arrivederci.